È il 1969, dunque. Il Cagliari ha appena perso lo scudetto. Gigi Riva è diventato capocannoniere, ma non è bastato. È un secondo posto, dietro la Fiorentina, che grida rabbia, ma si tratta di una festa solo rimandata. Lo scudetto arriverà l'anno dopo, nel 1970, quando i fatti di Pratobello saranno già storia e Riva una leggenda. È aprile, quando ad Orgosolo iniziano ad arrivare le prime avvisaglie di un cambiamento. Pare che lo Stato voglia trasformare il villaggio abbandonato di Pratobello in un poligono militare. Un poligono con esercitazioni quotidiane della brigata a Trieste. Spari, pallottole, ancora spari, ancora pallottole, giorno dopo giorno, all'infinito. Ed è un progetto che preoccupa soprattutto gli allevatori. Quei pascoli di proprietà comunale sono utilizzati per le greggi. È una delle attività principali del paese, quella più remunerativa, più storica e familiare. È una parte importante del tutto. In un villaggio silente di 13.000 ettari, che dista appena 7 chilometri da casa. È maggio, quando gli abitanti capiscono che non c'è più spazio per dubbi e speranze. I muri di Orgosolo vengono tappezzati da un annuncio ufficiale che intima lo sgombero dell'area di Pratobello. Sono poco meno di 50.000 gli animali che devono trovare una nuova casa. Per un risarcimento di 30 lire a pecora. Una miseria se si considera che solo per il mangime si arrivava a spendere 75 lire al chilo. La paura in pochi giorni si è trasformata in protesta. Una protesta civile, portata avanti da una comunità di uomini e donne orgolesi e non, giovani e meno giovani. Tutto il mese di maggio si moltiplicano le assemblee. Il tempo stringe. Il primo giorno di esercitazioni è stato fissato, 19 giugno. Anche i partiti politici tentano una mediazione. Il ministro della difesa è Luigi Gui, ma il sottosegretario è sardo. Si chiama Francesco Cossiga ed è agli inizi di una lunga carriera che lo porterà fino al Quirinale. Il paese unito decide di difendersi da solo, marciando, occupando, parlando, disturbando. Senza armi e senza pallottole. Lungo la strada che porta a Pratobello, una fiumana di persone, quasi 3.000. Alle 11 sul confine del villaggio si crea una sorta di catena umana. I militari arrivano con le loro camionette. Le donne raggiungono i soldati, li guardano negli occhi, spiegano loro perché hanno deciso di difendersi. Non c'è aria di scontro. Anche le forze dell'ordine sono colpite dalla tenacia del paese, da quel presidio così particolare, da quelle donne così fiere. È il dialogo a vincere in quella prima giornata. Nessuna pallottola fenderà l'aria intorno a Orgosolo, nessuno sparo diffonderà la sua eco in lontananza. Il 20 giugno la situazione si ripete. Stavolta la polizia tenta di costruire un blocco con le auto e di far entrare i militari nell'area del poligono, ma la protesta non si arresta. Le assemblee si sono spostate da Orgosolo a Pratobello. Anche il secondo giorno, con fatica, termina senza spari e pallottole. Le autorità aspettano l'arrivo dei rinforzi. Solo con un dispiegamento di forze maggiore si potrà fermare la volontà degli orgolesi. Durante il weekend, soprattutto di notte, i manifestanti iniziano le operazioni di disturbo. Per 80 ci sarà un viaggio verso la questura di Nuoro. Per 2 di loro anche un processo per direttissima. È una soluzione generale. Tutto è utile per lo scopo. Ancora nessuna pallottola è stata sprecata. Si cerca di resistere in attesa che una delegazione individuata dall'Assemblea torni da Roma con un compromesso accettabile. Il Supramonte e la conformazione del territorio aiutano. Gli orgolesi conoscono ogni zolla, ogni cespuglio e ogni albero. I militari no. Orgosolo intanto un collettivo anarchico italiano dipinge i primi murales per le vie cittadine. Si chiama Gruppo Dioniso ed è nato nel 1965 a Milano. È guidato da un lucchese, Giancarlo Celli, classe 1927, che per le vie del paese inizia la sua forma di protesta contro le istituzioni.
L'Italia, secondo il gruppo, ormai soggiogata dagli Stati Uniti, si è dimenticata di quell'isola, un'isola sfruttata dai grandi magnati del tempo e colonizzata dagli insediamenti militari. Il 26 giugno la delegazione fa ritorno da Roma. È un successo, il poligono viene definito temporaneo e l'area ridiscussa. Sono soluzioni che porteranno all'abbandono di Pratobello da parte dei militari. Le 7 giornate di resistenza terminano senza morti, soprattutto senza spari e senza pallottole. Buongiorno, buona domenica. Gugu, buongiorno. Allora, qual è la tua teoria? Agu? Che teoria? La teoria è quella che non è i luoghi abbandonati perché c'è sempre un motivo, perché non sei stato capace poi di proseguire, Eh? non sei stato capace poi di mantenere quello che ci avevi in mano. Ah, Quindi evidentemente non eri incapace oppure intanto non lasciate perdere, fate venire giù tutto e ripiantate un po' di cose per metterci i pastori e le pecore. ecco. Questo è. Vero Atena? Quanto sei bella nel verde? Ok, vediamo di salire. Ah, qui abbiamo ancora il mattonellato. Iniziamo ad entrare e vediamo un po'. Permesso. Ecco Atena. Allora, ci sono ancora i lampadari. Voglio farvi vedere il panorama che vedevano. Tutta la campagna di Fanni e in fondo il broncospino imbiancato. Ma ci sono anche delle strutture lì. Va bene, poi le andiamo a vedere. Allora, questo è il bagno. Ecco qua. Perfetto. Augusto? E questa doveva essere la cucina. Gu? 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 Guardate le piastrelle. Un altro appartamento simile a quello di sotto, completamente.
Riscendiamo. Da dove si scende? Di qua. Vediamo di scendere piano piano. Eccoci qua. Allora, questa struttura l'abbiamo visitata. Adesso vorrei sapere dov'è mio marito. Atena è lì, quindi Augusto è da quelle parti, eccolo. Quindi questa è la struttura che abbiamo appena visto. Leggi cosa c'è scritto? Cacciamo lo Stato e i militari. Era un vecchio poligono di tiro con il villaggio militare e praticamente è durato una settimana perché hanno fatto una rivolta, la rivolta di Platobello, Sì. e li hanno mandati via. Cioè hanno costruito tutta questa roba? Quelli sono 2 Quindi appartamenti. è una zona militare questa. Sì, sì. E c'è anche una struttura lì in fondo. Prego. No, prego niente. Questa è una stanzina. Oh, qua non ci posso salire. Nell'altro sono salita. Ma qui. Non devi salire scale. Nell'altro sono salita, ma in questo non fa. Ah, guarda che meraviglia, Ugo. Guarda, guarda. Peccato. Vedi, concomitanti. Guarda sempre sopra poi. Sì, guarda che meraviglia il tetto qui. Allora. Mannaggia. Qui non si può, guardate un po'. C'è ancora la lampadina. Allora, qui abbiamo il sottoscala. Qui i rovi che non li sopporto più. E questo cos'erano? Fornetti. Cos'erano? Tipo stufa? Ci mettevano la legna. Salve! Buongiorno! Che bella che è! Vieni, andiamo, mo. Guarda sempre i pavimenti. Questo... Sopra e sotto devi guardare. Guarda i pavimenti, che meraviglia. Guarda. Andiamo, Atena? E non si può salire. Allora, continuiamo su questa parte. No, non fa. Guarda che meraviglia, Augu. Vieni, che andiamo a vedere. Ma pensa te. C'è ancora lo scheletro della finestra. Vieni, amo. Vieni. Il sottoscala. Amici rovi, state buoni se no vi taglio. Allora, qui abbiamo il salotto. Eh beh, la stanza più ampia, te ne rendi conto? Guarda, questa deve essere un bagnetto.
Qui non lo sappiamo. La cucina dov'è? Boh. E qui abbiamo il balconcino. Scusate, non esco, Atenna, non uscire. In pietra. No, questo è un muretto. Non è balconcino. Ok, lì c'erano le carceri? Ah, ok, e qui si sale? Non c'è scaletta? La scaletta è di qua. Vediamo un po' com'è messa. Allora, ma io ho visto Sì, vabbè, parliamone. Lasciamo perdere. Non scherziamo. Non scherziamo. Questa è la scala. Qui sotto cosa c'è? Sempre il sottoscala. Questa era la scala che portava su. Ne vogliamo parlare? Allora, vediamo un po' com'è la situazione qui. Vedete il bagnetto su? Ok. Allora andiamo da questa parte. Vieni, mo. Poi andiamo a vedere la chiesa. Sardegna no est Italia. Capito? Sì? Guardate il particolare del tetto in mattoni. Cioè è veramente bellissimo questo complesso da quella parte. Allora, questi sono pilastri, un cemento ammato. Questi sono i depositi dell'acqua. Vediamo un po'. Ecco qui, sì. Allora, qui cosa abbiamo? Non lo sappiamo. Atena? Esplora. Ecco, questa è la cucina. Te ne rendi conto, no, mo? Guarda. Vedi? Allora, aspetta che io salgo. Atena, levati. Vediamo un po'. Vieni, mo. Ecco, tu devi andare molto... No, da questa parte. Amore, da questa parte. Sempre da questa parte. Il più interno possibile. Qui, amore, qui. Dentro, nella parte interna. Qui abbiamo... questa allora era una struttura particolare perché qui abbiamo bagnetto e un altro bagnetto. Sono 3 bagnetti. Docce. Tutte docce. Che bella, è salita anche a gusto. Guardate il panorama. Ce n'è uno anche lì dietro. Grande. Bene, io scenderei. Scendiamo con calma. Allora. Mo, al lato, sta attento, tieniti. Eccoci qua, a posto. Ok. Adesso andiamo a vedere quest'altro complesso. Ecco qui, della serie L'eccolo le tutte. Forse erano tipo uffici questi, perché sono all'entrata, vero? Vieni, amo. Allora. E anche qui, vedi? Questi sono uffici. La serie di bagnetti. Qui c'è un muro murato. Sì, sono uffici. Allora, Augusto, chiudiamo la finestra per favore. Non è che
Qui gli spifferi, per favore, ho chiuso la finestra. Vedi, sono ufficetti. La presa d'aria, ne dobbiamo parlare. Si sono portati via le porte, sa? Ma chi gli dice lasciare fare? Guarda. Vieni, amore. Questo bagnetto. Questa è una stanza perché facevano gli armadi così. A muro, sì. Allora, e qui cosa abbiamo? Un'altra stanza. La cucina, guarda Ugo. Oddio, ci sono ossa di animale. Guardala, ossa di animale. C'è morto qualche animale. Andiamo? Vedi? Le ossa? E qui le crolle. Ah, ecco, quello che non siamo riusciti a vedere prima è il sottotetto di quell'altra casa. Ecco com'era, praticamente. Qui è crollato proprio. Ok. A posto. Usciamo. Il bello è cercare di rivedere come poteva essere, capito? Immaginarselo. Ah, ok. E questa l'abbiamo fatta. Ah, vedete, anche qui si sale. Però io non salgo. Allora, vedete? Ok. E qui c'è un'altra struttura. Perfetto. Adesso andiamo a vedere. Qui c'è un'altra parte. Ma anche questa ha il tetto rotto. Questa è quella messa peggio praticamente. Allora, comunque hanno tutte lo stesso stile più o meno. Casette a 2 piani. E questa è per il prete, la casa del prete, perché è adiacente alla chiesa e infatti si entra in chiesa. Vieni. E infatti, come si dice, come porticato della casa del prete. Questa era la cucina. Se tu noti, Gu, ci sono ancora i lampadari. Ah, vabbè, qui no. Guarda. Poi c'è una struttura in legno. Che cazzo è questo? Mattoni? No, cemento armato. Ma sono mattoni che stanno diventando. Dove? Le assi. Sono mattoni, vedi? Che reggono poco. Non voglio saperlo. Guarda le tegole. Tegole. Le tegole hanno fatto i... Vedi? Ecco la chiesa. Questa è la sacrestia. Questa era la sacrestia. Vai a te. Eccoci qua. Seppur sconsacrata, noi ci facciamo il segno della croce. Ecco l'altare. Il rosone. Qui c'erano finestroni, qui è stato murato ma poi li hanno buttati giù. Allora. Guardate l'altare, il pavimento.
Hanno proprio distrutto delle strutture in marmo, le hanno violate. Ecco qua il particolare della chiesa. Scendiamo e andiamo a vedere l'altra struttura. Allora, la chiesa è qui, eccola qua. E allontanandoci vi do la visuale della chiesa, eccola qua. Ok, allora un altro cancello d'entrata. Questi sono state ristrutturate, cercando di ristrutturarla, la vedi? Queste sono più antiche. Comunque mi hanno detto che dovrebbe essere circa degli anni 60, cioè dovrebbe avere la mia età. Insomma, mi reggo molto meglio io, Insomma, allora. Sì, qui abbiamo dei bagnetti, delle doccette, ha ragione Augusto. Tutta una serie di docce. Vieni a vedere, Augusto. Sì, guarda, guarda. Tutto docce. Qui c'erano tutti i militari. Ecco, queste sono docce, vedete? Invece qui abbiamo due bagnetti, si vede lo scarico. Due bagnetti. Qui era tutto il reparto docce. Water, bagno, 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 bagno e bagno. Sì. Poi qui le camerate. Qui le camerate. Questo cos'è? Polistirolo, sì. Dove sei andata a te? No, dai, non ci salgo. Tanto... No, vabbè, faccio vedere giusto. E vai. Allora, qui... No, da questa parte non ci vado però, perché il tetto non mi piace per niente. Ecco, a te no, appunto. Allora. Sì, sono camerate. Sono camerate, anzi questa stanza era unica e l'hanno divisa poi. No, lì no. E qui un'occhiata veloce. Sì, sono camerate, sono molto ampie. Questa è la camera del direttore. E qui abbiamo un balconcino che dava all'altro gruppo di camerate. Perfetto. Adesso piano piano, che io me la faccio sotto, con la paura di scivolare. Piano piano. Perché c'è terra e si può scivolare. Atena, andare? Che fai sopra? Esploratrice urbana? Vieni giù, andiamo? Andiamo? Ma guarda questa! L'ho ripresa come scende, fa morire. Allora, qui siamo andati, vero? Sì, ok. E adesso proviamo a vedere. Vedete le aree comuni? Questo era un balconcino di area comune. Ok, qui c'è il muro di cinta.
E vediamo l'ultima struttura. Bene, questo era un arco che era antistante alla struttura. Eh? Quale? Come poligono? Come poligono? Cosa vuol dire poligono di tiro, amore? Dove insegnano a sparare. E perché? Come militari come perché? No, ma perché dici che il poligono... Aspetta, questa è la cucina. Era un poligono. Vedi il lavandino? Sì. Sì, era un poligono di tiro. Dove vanno Sergio! dove vanno a parare e a sparare. E Atena è andata su. Atena si sta divertendo, ma io non ci salgo. Qui no. Queste cose non devi. Perché potrebbe, capito? Eh sì. Potrebbe venire. Vieni dall'altra parte. Vieni. Vieni. Dove stanno sti groppi? Ok. Sono rimasti questi. Vieni che usciamo. Qua. Eccoci qua. Fuori. Vedete, questo è quello che è crollato, questo arco. Vedi che è crollato? Allora. Perché mi hai detto il poligono? Mi hai detto, vedrai. Pensavo fosse una stanza per sparare. Allora, qui, come vedete, è proprio crollata questa struttura rispetto alle altre. Oh, però quel capannone non appartiene a questa zona, dici che erano le prigioni? Ah, 9? Che dici, Agu? Non credo. Che prigione? Una struttura ci sarà tipo garage per mettere attrezzi. Quello è un terreno Che a poi è parte. privato questo sì. Ok. L'hai rimessa per attrezzi. Perché ho visto le grate? Trattori. Allora, a quanto pare sembra che qui la struttura finisca, ma noi adesso andiamo. Allora, praticamente avevamo gli uffici, ok? La chiesa, la casa del prete, la chiesa, le camerate dei militari, altre case, le case sempre. Questa secondo me era del dirigente con i dirigenti eccetera. E gli uffici. Comunque ci deve essere un bel po' di gente. Allora, se ragioniamo. Queste erano le case dei dirigenti con le famiglie su 2 piani. Dirigenti, colonnelli, generali. Gli ufficiali, no, gli uffici, Augusto, questi, la casa del prete, eccetera, e lì i militari, con le docce, con le cose e le camerate. Sì, come ragionamento fila. Gli uffici d'entrata questi, perché non c'è cucina, ci sono solo bagnetti, capito? Quella struttura l'abbiamo vista, però avevo visto su internet che c'erano dei murales sopra le case, ma non li vedo. Non li volevano negli anni 70. Allora, se non sbaglio, e se non sbaglio, c'è un'altra struttura lì, ma non credo che appartenga a questa situazione, perché il muro di cinta finisce qui, quindi quella è una struttura privata. Perfetto. Allora, abbiamo visto tutto.
Ok, questo è il villaggio di Pratobello sulla strada Nuoro Ogliastra. Benissimo, alla prossima.